Ciao dal Museo delle Farfalle e delle Falene. Oggi parleremo della polverina delle farfalle. Un argomento che alla fine conosciamo un po' tutti. Non so voi, ma credo di sì, ma quando ero piccolo mia madre mi raccontò la storia della polverina delle farfalle, perché come tutti i bambini andavo a catturarle, poi mi rimanevano ovviamente le scaglie sulle dita, la farfalla poverina era spesso ferita perché le ali molto fragili si spezzavano le nervature che servono a sorreggere la struttura e quindi ferivo in maniera irreversibile questi delicati e piccoli animali. E mia madre mi raccontò che la farfalla non volava più perché le avevo tolto la polverina ed era quella che permette alle farfalle di volare. Secondo voi, pensateci bene, è possibile che una polverina faccia volare? La polverina è ciò che rende la farfalla colorata, per lo più. Togliere la polverina dalle ali di una farfalla è come togliere il colore, è come togliere la vernice a un aeroplano. Ovvio che vola ancora, perché? Perché per volare non serve il colore, servono le ali. D'altra parte, la maggior parte degli altri insetti, pensiamo alle libellule, alle api, alle vespe, alle mosche, alle coccinelle, eccetera, eccetera, le zanzare, non hanno la polverina, ma volano benissimo. Per chi non fosse convinto che la polverina non serve a volare, ho portato una dimostrazione che è rappresentato da alcune specie che non hanno più la polverina sulle ali. Ad esempio, questo itomino è una farfalla del centro e Sud America che adesso, come vi farò vedere, ecco, che ha la maggior parte dell'ala trasparente. Non so se voi riuscite a vedere il mio occhio, io riesco a vedere voi, perché quest'ala membranacea non è ricoperta da squame, è come l'ala di una mosca o di un'ape. Qui al Museo delle Farfalle però abbiamo anche un altro animale che può gettare luce su questo argomento. È un animale molto raro perché è un'aberrazione, una farfalla che non ha scaglie sulle ali, cioè è nata senza polverina. Eccolo qui, è un esemplare di Papilio rumanzovia delle Filippine. Qua sotto ho messo un esemplare della stessa specie, in questo caso però un esemplare normale. Guardate che differenza. Questo Papilio rumanzovia mostra delle colorazioni appariscenti rosse e bianche. Voi direte, ho già visto una puntata sugli animali, sulle farfalle velenose, avevano proprio questo colore. Infatti, questo Papilio rumanzovia ha proprio i colori di una farfalla velenosa, solo che in questo caso non lo è. È un impostore, è un caso di mimetismo battesiano, un nome tecnico per dire che è una farfalla buona da mangiare ma che fa finta di essere una farfalla velenosa esibendo gli stessi colori. Questo esemplare non può sfruttare questo inganno e quindi non ha le stesse difese degli esemplari naturali. E io sono testimone appunto del fatto che questa farfalla, che dovrebbe comunque avere la polverina sulle ali, vola benissimo anche senza. Come dicevo, la principale funzione della polverina sulle ali è quella di dare la colorazione poi dell'animale. Può avere anche tante altre funzioni, addirittura sensoriali. Sicuramente sappiamo che alcune farfalle utilizzano la polverina delle ali per produrre e disperdere feromoni, cioè quelle sostanze che in questo caso i maschi producono per conquistare le femmine. E qui abbiamo un bellissimo esempio. Questo papilio asiatico è un maschio e se guardate bene la parte inferiore dell'ala anteriore, la polverina non è rappresentata da delle scaglie come nelle altre farfalle, ma è rappresentata da un tappeto di peli sottili. Quelli sono peli androconiali che servono a diffondere il feromone che il maschio utilizza durante il corteggiamento. Anche per oggi ho finito, ci vediamo alla prossima puntata, cercherò altre storie strane, avvincenti, bizzarre che mi vengono ispirate dagli esemplari conservati nel nostro museo delle farfalle e delle falene. Il Muffa con 3F.